Signore e signori, buonasera e benvenuti a Casa dello Studente. Facciamo un bel applauso per iniziare questa serata con la banda. Io raccontavo sempre a Flavio e a tutte le persone che ho visto questa sera in questo periodo in preparazione di questo concerto di banda larga di cui vi parlerà sicuramente Flavio. Nel mio paese, io sono nato a Priverno, che è un piccolo paese che si trova tra Latina e Frosinone. Fino a 2 generazioni fa il maestro della banda era stipendiato dal comune, perché era praticamente una figura essenziale per la comunità, essenziale per il paese, che dava la possibilità di imparare uno strumento musicale e di fare gruppo e di dare questa possibilità di coesione alla cittadina. E quindi la banda di paese ha sempre rappresentato i momenti importanti, quindi i momenti di felicità, di gioia, le processioni, purtroppo anche i funerali, momenti meno belli, però la banda è un punto di riferimento cardine, quantomeno nel mio paese. Oggi ovviamente è un professore di conservatorio che la gestisce, però è qualcosa che fa parte del mio immaginario collettivo, come di tanti bambini, anche se adesso abbiamo superato i 40. Comunque, poi vi parlerà sicuramente Flavio meglio di questa bellissima iniziativa, di questo bellissimo concerto. Io intanto spengo una luce qui, così vi faccio vedere una piccola presentazione di quella che è Casa dello Studente. Noi siamo in questo bellissimo auditorium, scusate, devo passare tra gli strumenti perché è tutto ovviamente pronto ed allestito per lo spettacolo che andremo a vedere e sono davvero impaziente di vedere questo bellissimo show. Questa è la Casa dello Studente. Vedete, Fondazione Caritas, Vittorio Veneto, Onlus, per Casa dello Studente di Vittorio Veneto. È una casa ovviamente per vacanze, per studio, produttività, relax, nel cuore di Vittorio Veneto, ma nel cuore anche dei vittoriesi, perché Casa dello Studente, io come avete sentito non sono di qui, però ho parlato con molte persone di Vittorio Veneto, di tante generazioni, qualcuna anche un po' più in là, ed ha un bellissimo ricordo di questa zona, di questo luogo. Questo era il luogo del Cineforum, qui si giocava a calcetto, a pallacanestro qua fuori. Abbiamo ricavato, grazie all'opera ovviamente di cui vi parlerà poi il direttore della Caritas di Vittorio Veneto, camere semplici e funzionali, come vedete nelle immagini, che però sono una parte di una catena solidale e sostenibile, quindi non si acquista soltanto un posto letto, mi piace pensare, ma si acquista un pezzo di nuova vita e nuova solidarietà per qualcuno che magari è un po' più indietro. Costruita nel 1954, come vedete sui terreni donati dall'associazione San Raffaele Arcangelo, opera di Sua Eccellenza Vescovo Zaffonato, una volta era Casa dello Studente e del Soldato, dal 63 all'88 sport, assemblee, cinefonum ed eventi diocesani. Oggi gestita dalla Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, un luogo di iniziative per comunità, visitatori, un luogo di cultura, come questa sera, no? Un luogo importante. Dopo anni di abbandono è stata ricostruita e dal 2020 è tornata a nuova luce. Andiamo direttamente all'ultima parola, per un nuovo inizio e una nuova prospettiva di vita, perché questo non è soltanto un luogo di cultura, ma un luogo che offre delle possibilità di reinserimento sociale, di nuova speranza, di nuova professione. Ci sono qui 3 laboratori solidali, uno di tessitura, uno di cucina e uno di falegnameria, che ogni giorno danno un pezzettino di speranza, come ho detto prima nel convegno che abbiamo fatto insomma, poco tempo fa qui. Un mattoncino, un qualcosa, un segno, e questo è davvero fondamentale e importante per la vita della comunità e per la vita, permettetemi, anche di tutti noi. La società San Vincenzo De Paoli qui ha un emporio solidale, qui le persone possono venire a fare la, permettetemi, spesa solidale, anche secondo me con un grande supporto alla dignità di tante persone che anche nella mia zona purtroppo crescono nel disagio sempre di più. Sale meeting, questa la vedete, la sala principale, l'auditorium, diciamo così. Poi ci sono altre 2 sale, una un po' più grande e l'altra un pochino più piccola, per meeting, produttività.
Comunque le 3 parole fondamentali sono meeting, formazione e incontri, e qui si fanno anche dei corsi di formazione, oltre ai laboratori, per cui questo è un luogo polifunzionale, si chiama Casa dello Studente, ma è la casa, bellissima parola, di tutti. Questo non ve lo insegno certamente io a voi, siamo a Vittorio Veneto, in un luogo fondamentale, uno snodo incredibile per quanto riguarda le infrastrutture, i trasporti, la posizione. Vittorio Veneto davvero ha una posizione invidiabile, a pochissimi chilometri da siti UNESCO fondamentali, straordinari, a pochi chilometri da una montagna meravigliosa e altrettanti pochi chilometri dal mare, da un litorale sabbioso che è uno dei, secondo me, più belli che abbia mai visto. Ecco qua, questo è qualche secondo di come è fatta Casa dello Studente. Mi piacerebbe portarvi tutti voi, ma siamo un bel po', quindi sarebbe difficile anche con i tempi farvi vedere tutte le stanze e tutto quello che offre Casa dello Studente. Queste sono le nostre stanze, i nostri bagni, come vedete, molto semplici ma funzionali, quindi adatti per soggiorni brevi ma anche confortevoli, perché ci si può stare davvero in armonia e in serenità. Il parcheggio privato è una opzione fondamentale, la stazione è praticamente a 3 minuti a piedi da qui, la stazione degli autobus lo stesso, insomma davvero un ottimo rapporto tra logistica e comodità. Ecco qua. 24 posti letto, come vedete, singola, doppio uso singola, matrimoniale, tripla e stanze multiple. Ma una novità che avremo fra poco, permettetemi un po' di promozione, perché è giusto anche che le persone che vengono a sentire questo concerto siano informate di questa bellissima opera della Fondazione Caritas Vittorio Veneto. Faremo 2 stanze familiari, diciamo un upgrade un po' più importante rispetto alle camere che abbiamo. Lo facciamo perché grazie agli investimenti e alla visione di Don Andrea Forest, che più avanti vi racconterà non solo di questo ma anche di tutto quello che fa la Fondazione Caritas, per dare anche una nuova possibilità ed aumentare, perché davvero le richieste sono, grazie a Dio, tante e siamo felici di questo. Questi sono i riepilogo dei nostri servizi. Io parlo sempre al plurale maiestatis, ma io non sono, come vi ho detto, di Vittorio Veneto, ma sono della diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino. Lavoro per la cooperativa Diaconia, che è l'ente gestore della diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino. Noi ci occupiamo del monastero di Sant'Erasmo, ci occupiamo di ospitalità, di servizi alla persona da ormai 20 anni e da oltre 3 anni abbiamo questo rapporto non solo di consulenza, permettetevi anche di amicizia e di vicinanza con la diocesi di Vittorio Veneto, tra la nostra Caritas diocesana e la Caritas di Vittorio Veneto, ed è stata un'esperienza davvero accattivante e mi ha fatto scoprire che il Veneto è davvero una terra, soprattutto questa, la Marca, è una terra veramente che non ha da invidiare niente a nessuno. Eccoli qua i protagonisti, vi chiedo un applauso a questi 2 uomini straordinari. Don Andrea Forest, che ho in mano, come vedete, la certificazione dei 3 leoni che ci ha dato la Regione Veneto, ovviamente per iniziare l'attività, e Giovanni Barbantini, il cui l'applauso questa sera, permettetemi, è carico di tanti significati. Primavera in casa, non potete perdervi il 21 di questo mese attività laboratoriali, corsi di tessitura, le mamme di Ceneda, concerti, davvero un happening meraviglioso per passare una bellissima giornata in famiglia, facendo l'attività, animando quella comunità di cui Don Andrea Forest si fa sempre ogni giorno carico ed ha una grande visione su questo. Grazie a tutti, io lascio spazio adesso appunto a Don Andrea Forest, grazie per l'attenzione, ve lo dico già da adesso ma ve lo ricorderò più in là, alla fine di questo concerto mangeremo qualcosa e brinderemo insieme qui fuori, quindi non scappate via, godiamoci per bene il concerto per poi bere ovviamente un bel bicchiere di prosecco. Grazie a tutti. Mi ha nominato così tante volte che pensavo parlasse di un altro, no? So che voi siete qui per il concerto stasera, allora non la tiro più lunga di così, ma dico solo grazie intanto che avete accettato di essere qui, l'invito a ascoltare anche Banda Larga, e anche grazie a Pietro e a tutto lo staff dietro che ha organizzato questo evento, ma anche con Diaconia di Frosinone ha organizzato il lancio e sta curando il lancio del nostro ostello.
Prima faceva riferimento a Giovanni Barbantini, che poi è la persona che concretamente coordina e fa da referente di questa struttura. Proprio stasera, mentre eravamo impegnati nell'altro evento, è giunta la notizia della morte della mamma, quindi gli esprimiamo anche la nostra solidarietà. 2 parole su Casa dello Studente, un modello di economia anzitutto. Qui abbiamo una parte produttiva, proprio quella relativa al turismo, all'attività di ostello, il cui ricavato però serve a sostenere la principale attività, che è quello dei laboratori di inclusione che sono stati presentati, falegnameria, tessitura e cucina, dove sono impiegate persone con disabilità, volendo sottolineare il fatto che la dignità della persona e la capacità di puntare sulle proprie risorse, anche quando uno è ritenuto, tra virgolette, disabile, è proprio il cuore di questa attività. Attraverso il lavoro si restituisce dignità alla persona, e per sostenere sia chi gestisce i laboratori, sia tutta l'attività che gira attorno ai laboratori, è necessario anche un sostegno economico. Ecco allora che l'attività produttiva in senso stretto diventa anche qualcosa che diventa un investimento dal punto di vista sociale, dal punto di vista di quelle che sono le relazioni. E questa è la seconda parola che vorrei restituire: relazioni. Questa casa è una casa dove si coltivano, dove si investe sulla relazione, sia attraverso chi la abita, sia attraverso chi la abita e chi vi è accolto, sia anche dentro il territorio. L'8 ottobre del 2023, quando abbiamo inaugurato l'ostello, c'era qui una orchestra Esagramma di Milano a fare il concerto di inaugurazione. E lì quella particolarità di quell'orchestra era che erano persone disabili. Anche questo era un segno per dire cosa fa Casa dello Studente. Cerca di mettere insieme le potenzialità di ciascuno per essere un valore nel territorio, creare legami positivi, far crescere la cultura, diventare una soglia di incontro di questa casa, ma per tutto il territorio, sia di Vittorio Veneto sia di tutto il vittoriese. Saluto anche i sindaci che stasera sono presenti, oltre a quello di Vittorio Veneto, anche Cison di Valmarino e Valdobbiadene. Quindi davvero grazie di questa presenza, aiutiamoci insieme a creare una sinfonia, come ascolteremo stasera, dove le ricchezze, le qualità, le doti, la bellezza che ciascuno di noi può portare diventi qualcosa che si innesta e fa crescere la bellezza di tutto un territorio, di tutta una comunità. Ne abbiamo bisogno in un mondo, come vediamo sempre anche nei telegiornali, in cui cresce guerra, violenza, contrapposizione, grida, sopraffazione. Abbiamo bisogno di tornare a fare quello che faremo stasera: ascoltare e ascoltarci. L'ascoltarsi è la condizione necessaria perché cresca sinfonia e armonia. Lo vivremo stasera, ce lo auguriamo per la vita. Grazie. Grazie mille Don Andrea. Ed ora passo non solo il testimone, ma anche il microfono all'artefice di Banda Larga, di questo progetto bellissimo di cui mi sono innamorato immediatamente. Ecco, c'è una slide tutta per te, Flavio Bortolomioli. Ecco a te, presidente di Banda Larga, della Cison di Valmarino, della banda Cison di Valmarino. Pietro, non te ne andare, resta qui. Se la banda non è di moda, ditemi perché siete qui. Ditemelo. Per una banda che finalmente vuole essere rappresentativa di questo territorio che sappiamo tutti è diventato territorio patrimonio dell'UNESCO, Prealpi Trevigiane, una corona di Prealpi, e questo è anche il motivo di Banda Larga: inclusività, ma soprattutto l'incrocio tra professionisti della musica, amatori, studenti, di esperienze, di vissuto, di gente che sta studiando, di gente che ha studiato. Questo è Banda Larga, vuole portare un segno nuovo, un modello per dare vita e riportare quello stimolo a suonare questi strumenti. Posso garantirvi che non si trova un corno da Valdobbiadene a Cordignano. 12 comuni, un corno non si trova. Questa sera vedete una banda, siamo 27 elementi, ma se dovessimo vedere la partitura del maestro sono richiamati almeno 50 suonatori, strumenti, dovrebbero essercene almeno altri 10-15, quindi questo vuol dire una banda, è un grande elemento dove ci sono dentro tanti ingredienti e un direttore che sa amalgamare tutto questo. Chiamo qui, so che è stata delegata dal sindaco
di Vittorio Veneto, l'assessore Antonella Ugliana, saluto il sindaco che è presente anche di Miane e il vicepresidente Sacchetta dell'Associazione Colline Patrimonio dell'UNESCO. Lascio giusto il saluto all'assessore Ugliana per questo primo concerto di banda larga. Grazie Flavio e grazie a voi. Ma avete visto che mi ha messo una mano sulla spalla e mi guardava negli occhi, perché io in effetti dalla prima volta, forse erano già 2 anni fa che sono passati, nei quali ci siamo incontrati e mi ha parlato di questo progetto, io ne sono stata entusiasta e quindi in questi 2 anni c'è stato un sentirci, un confronto continuo per riuscire a trovare la soluzione a tutte le inevitabili difficoltà che ci possono essere nel momento in cui si mette in piedi un'operazione, un progetto di così largo respiro. Allora, io come assessore della città di Vittorio Veneto non potevo che essere entusiasta di questa proposta. L'ho sposata immediatamente per i motivi che abbiamo già sentito, per quello che ha detto Don Andrea. E quindi il valore della socialità, il valore del coordinamento, della collaborazione, per il motivo della crescita anche dei giovani nella musica e quindi nella bellezza come antidoto a quella che è la realtà anche così difficile purtroppo, che è quella che stiamo vivendo. Ma anche poi per la possibilità di avere questo organismo musicale che metta in collaborazione la realtà del territorio delle colline UNESCO, perché io mi vedo già che nelle varie manifestazioni delle nostre realtà cittadine sarà molto bello proprio poter condividere una banda dove ci sono elementi che provengono dal territorio. Quindi quello che a me è piaciuto veramente tanto è questa dinamica aperta ad un territorio ampio, che quindi non è soltanto un territorio di nome, il territorio UNESCO, delle colline UNESCO, ma lo diventa nella realtà, nella condivisione di un progetto come questo, un progetto musicale allargato ai giovani, ma non solo, che porti bellezza e unione nelle nostre comunità. Questa è una cosa, secondo me, stupenda e mi piace moltissimo, e qui devo dirlo, che la prima, posso dirlo, sia qui a Vittorio Veneto, perché Vittorio Veneto sempre più in questi anni è cresciuta come città della musica e l'abbiamo voluta proprio promuovere in tutte le sue in tutti i suoi possibili agganci per quello che è l'aspetto musicale. E infatti approfitto, posso spudoratamente, per dirvi che a fine maggio avremo il nostro concorso nazionale corale, perché Vittorio Veneto è la città di riferimento per la coralità di tutta Italia. E quindi siete tutti invitati a partecipare e oggi e questa sera vi auguro un buon ascolto e so che sarà sicuramente strepitoso. Ho già sentito una prova e quindi 1 anno fa poi avete già allora. Quindi grazie a tutti quanti voi che avete lavorato e che siete qui questa sera. Grazie a tutti. Grazie Antonella. Ovviamente per questioni tecniche di spazio siamo qui, ma nasciamo a Cison di Valmarino, perché tutto nasce dalla storica banda di Cison di Valmarino, che ha tenuta una fiamma accesa su questo elemento che era la banda. Non è facile oggi tenere in piedi una banda, posso garantirvelo, è difficilissimo, ma a noi le sfide ci piacciono e abbiamo preso la voglia di allargare e di dare a questa fiammella benzina e farla diventare più grande. Poi qui è anche un onore per noi e ringrazio Don Andrea Forest per l'accoglienza. Noi abbiamo la fortuna di provare qui e penso che sia davvero entusiasmante e gratificante. Saluto davvero di cuore Giovanni Barbantini per tutto quello che fa, perché è sempre presente dentro questa struttura, è una grande persona. A voi tutti, se permettete,
Banda larga. Prego. Solo un attimo, abbiamo un aspetto tecnico da risolvere. Ragazzi, bisogna spostare quella cosa lì. Il maestro Luigi Vitale, colui che amalgama tutte queste esperienze. Eseguiremo ora l'inno nazionale.
Buonasera a tutti, a nome della Banda Larga vi do il benvenuto. E questa sera ho il compito di guidarvi durante la serata, introducendovi i brani che andremo ad eseguire. Il programma si divide in 3 momenti principali, il primo dedicato alle marce, il secondo dedicato invece all'opera italiana, all'opera lirica italiana, e l'ultimo, il terzo, invece dedicato alla musica italiana, jazz e alla musica delle colonne sonore di film. Le 3 marce che eseguiremo ora sono Celeste, una marcia sinfonica composta da un compositore attualmente vivente che è Antonio Pedone. La seconda, The Stars and Strips Forever, una marcia americana che in Italia viene principalmente ricordata come Stelle e Strisce, composta alla fine dell'Ottocento da John Philip Sousa. E infine la terza e ultima marcia vi portiamo in Spagna con un paso doble, Espagna Caní, composta da Pascal Marquina Narro. Buon ascolto.
Grazie. Passiamo ora alla seconda parte, invece, come dicevo prima, dedicata all'opera italiana. Ci tenevamo a inserire un paio di brani, che sono tra l'altro 2 brani famosissimi, non avrebbero bisogno di presentazioni, perché vogliamo ricordare la funzione della banda come era inizialmente, cioè portare l'opera lirica nelle piazze, fuori dai teatri, dove invece in teatro di solito si poteva ascoltare le orchestre e i cantanti, e invece la banda riusciva a portare nelle piazze la stessa musica, per dare la possibilità a tutti di potersi deliziare con queste famosissime e bellissime composizioni. E questa sera suoneremo il Nessun Dorma, che non ha bisogno sicuramente di presentazioni, dalla Turandot di Puccini, e a seguire l'Ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi. Buon ascolto.
Bene, siamo giunti alla terza e ultima parte, quella dedicata, come dicevo prima, a un potpourri in realtà di musiche, perché passiamo dalla canzone italiana alla musica jazz e anche alle colonne sonore di film. In ordine abbiamo Autumn Leaves, un brano, uno standard jazz arrangiato per banda, e di seguito Sway, che in realtà tutti conoscono come Quien Será, un brano in stile cha-cha-cha composto da Pablo Ruiz. Sarà poi di seguito il momento dei grandi classici della musica italiana, con un medley dedicato a Mina, e di seguito Giù la testa, famosissima colonna sonora dell'omonimo film diretto da Sergio Leone. E termineremo il programma della serata con un omaggio alla musica napoletana. Buon ascolto.
Grazie a tutti. Banda larga. Grazie a tutti quelli che hanno creduto nella realizzazione di questo concerto e li voglio ringraziare tutti, all'ottavino e flauto Laura Zigaina, flauto Federica Antoniazzi, oboe Thais Possamai, ai clarinetti Mauro Callesella, Rita Maggio, Barbara Gabbani, Alberto Covre, al clarinetto basso Alessandro Bolzan, ai sax contralti Alessandro Marin, Adrien Fuss, sax tenore Caterina Villari e Lucia Zilli. Al sax baritono abbiamo Cesare Travagin, sax soprano Raul Visentin, alle trombe Claudio Corrozzato, Diego Rover, Roberto Pellizzato, ai tromboni Flavio Bortolomiol, grande presidente, e Carlo Dalla Cia, all'eufonio Rocco Angelillo, contrabbasso e basso elettrico Leila Pellizzato, ai timpani Gianni Casagrande, alle percussioni Vittorio Licci, Pietro Tonon, Alessandro Agrizzi, Rocco Calderari. Spero di non aver dimenticato nessuno. No, bene. Grazie a tutti. Brano che abbiamo fatto è un invito per portare questa banda al sud, visto che abbiamo il maestro di cava, una toscana, un potentino se non sbaglio e un pugliese, c'è di tutto. Quindi siccome già qualcosa mi fa che ci sia su Valdobbiadene con Terre Amiche, il maestro Ruggero e così, quindi perché non portare anche uno spiego gigante in qualche piazza del sud?
Signori, ancora un bel applauso, Banda Larga! Ed ora salutiamo i nostri artisti e noi andiamo a bere e a mangiare qualcosa qui giù. Quindi grazie, siete stati un pubblico meraviglioso e viva la banda!